Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione di Antena 3 Nord-Est, come sempre, l'occhio delle nostre telecamere e dei nostri giornalisti, la voce dei nostri giornalisti sul territorio per raccontarvi che cosa sta accadendo in questo momento in Veneto. Sono tanti i fronti su cui staremo nella giornata di oggi tra Venezia, Tarso, Marca Trevigiana, con la frana che ha fatto evacuare, costretto all'evacuazione diverse famiglie. Poi saremo a Rocca Pietore con la nostra Tiziana Bolognani per l'inaugurazione dei serrai di Sottoguda che riaprono dopo 6 anni, ma partiamo con Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani. Grande manifestazione oggi in Piazza dei Signori, gli agricoltori, i lavoratori agricoli hanno manifestato in tutto il Veneto. Allora eccoci Chiara, ti vediamo, buongiorno, ben ritrovata, raccontaci com'è andata la manifestazione. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in Piazza dei Signori, dove i sindacati con alcuni lavoratori agricoli hanno dato vita appunto a una manifestazione per porre l'accento su quelli che sono gli stipendi in agricoltura. È in corso una trattativa con le confederazioni delle imprese dell'agricoltura, quindi con Confagricoltura, con la CIA, con la Coldiretti, una trattativa che però è a un punto morto. Allora chiediamo quali sono i contorni di questa trattativa a Giovanni Acco, che è segretario generale della FLAI CGIL di Padova. Poi vi presento man mano gli altri ospiti. Buongiorno a tutti. In buona sostanza la trattativa si è bloccata, è ferma, perché noi abbiamo sostenuto in questi mesi, perché è da qualche mese che stiamo facendo trattative, abbiamo fatto delle richieste economiche confacenti a quelle che erano previste per recuperare l'inflazione, e il tavolo non ci ha dato soddisfazione. Oltre a questo ci sono anche delle parti normative. Il contratto provinciale è un contratto molto importante anche a livello nazionale, e abbiamo messo in campo questa iniziativa proprio per dare dignità a quei lavoratori che oggi difficilmente vengono rappresentati nel settore. Ecco, noi facciamo vedere proprio il volantino, vedete che c'è una zucchina e un pomodoro all'interno di una cassetta che simbolicamente rappresentano la paga dei lavoratori agricoli, una paga davvero molto bassa. C'è un punto su cui però c'è stato un incontro, ovvero abbiamo raccontato i terribili incidenti che sono avvenuti in questo settore. Sulla sicurezza c'è concordia, per fortuna. Sì, sulla sicurezza e sulle parti normative diciamo che concordano con noi, ma perché il settore deve fare un salto di qualità soprattutto sulla formazione della sicurezza, ma anche su quello che riguardano gli appalti all'interno delle aziende agricole, perché naturalmente gli appalti è una cosa molto ma molto importante, e in quella parte si celano dei rischi molto molto grossi per le imprese agricole e anche per i dipendenti stessi che lavorano per quelle imprese non molto corrette. Ecco, ringrazio, non l'ho presentato, mi scuso, Gilberto Baratto, che è segretario della FAI CISL di Padova e di Rovigo. Concludiamo con Miriam Florian della Willa Will di Padova e di Venezia, un settore che nella provincia di Padova è in grande espansione. Tra l'altro ovviamente con la fine dell'estate, per esempio nei colli si inizia a raccogliere l'uva, sappiamo quanto pregiato sia il vino che viene prodotto nei colli. Certamente, noi assistiamo a una progressiva evoluzione anche nell'agricoltura padovana, come è giusto che sia, ovvero alcune coltivazioni che magari non esistevano fino a un decennio d'anni fa, adesso le troviamo anche in provincia di Padova. Quello che noi vogliamo sottolineare, soprattutto con la manifestazione, è che ci deve essere un evolversi sia delle produzioni, come c'è stato, ma un evolversi anche da parte della mentalità delle associazioni stesse datoriali nel essere al passo con i tempi, perché il far sì che si abbia un contratto provinciale equo permetterebbe di avere a disposizione degli operai pronti soprattutto per queste nuove coltivazioni, nel reperire manodopera per far fronte a queste nuove attività ed evitare soprattutto quell'alea di lavoro diciamo grigio che purtroppo è presente anche nella nostra regione. Benissimo, allora chiaro quali sono insomma le richieste. Prossimo appuntamento 12 settembre per una manifestazione regionale. Allora io ringrazio i miei ospiti, il servizio lo sentirete nelle edizioni di questa sera. Ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roccaiende, la linea può tornare allo studio.
Grazie alla nostra Chiara Gaiani. Sentiamo le campane di mezzogiorno in Piazza dei Signori. Allora adesso noi abbiamo diversi zaini collegati perché appunto è una giornata molto importante. Riaprono i serrai di Sottoguda, siamo a Rocca Pietro, andiamo con le immagini. In questo momento stanno parlando, ovviamente diamo un attimo la linea, siamo proprio lì ai serrai di Sottoguda con lo zaino acceso con il nostro Stefano Bozzi. Dovrebbe esserci già stato l'intervento del sindaco di Rocca Pietro. Ascoltiamo un attimo l'incipit per questo evento davvero tanto atteso. I preziosissimi e indispensabili volontari delle ambulanze, dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della protezione civile, che passavano freneticamente da un intervento all'altro. Poi è arrivata la formidabile macchina della protezione civile nazionale con i vigili del fuoco e l'esercito e una moltitudine di altre operose organizzazioni e associazioni che ci hanno permesso di superare in tempi brevi la nostra emergenza. A tutti loro giunga il nostro più grande grazie. E i Serai? In questi 5 anni diretti da Veneto Acque ha lavorato una cordata tutta bellunese, formata da progettisti, professionisti di queste montagne, che sentivano e vivevano nel loro intimo l'importanza di farli rivivere, utilizzando nuovi e moderni studi idrogeologici con nuove tecniche costruttive e impiegando materiali sostenibili. Come noi ci siamo rimboccati le maniche nel post-vaia, io credo che tutti questi professionisti che oggi vedo qui davanti a me abbiano dato il massimo per i nostri serrai. A voi tutti, da Montanaro a Montanari, giunga il nostro più grande, enorme, allora avete immenso, sentito, sta parlando Valerio Davare, nuovo sindaco del comune di Rocca Pietro, e a seguire parlerà anche Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Attese per questa cerimonia, i serrai di Sottoguda riaprono dopo 6 anni devastati dalla tempesta Vaia, forse il simbolo della devastazione della tempesta Vaia. Finalmente riaprono con un ingente dispendio di forze anche economiche, un grande lavoro. Riaprono peraltro parzialmente perché le ruspe continueranno a lavorare in quella zona. Sul posto presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia e l'assessore ovviamente Giampaolo Bottaccino. Torneremo poi a collegarci perché è previsto anche un momento, una passeggiata in questa lingua di 2 chilometri, circa una passeggiata di 200 metri anche per appunto far vedere i serrai riaperti. Vedo collegato intanto il nostro Filippo Fois. Dobbiamo darvi un'altra notizia, quindi ci spostiamo nel veneziano perché i furti al ristorante La Melia sono stati all'ordine del giorno. Dovrebbero essere arrivati i titolari ormai a quota 10 e per questa volta il furto è stato davvero un furto incredibile, perché i ladri hanno fatto un buco nel soffitto per rubare gli alcolici. Allora davvero una notizia angosciante, perché è un'attività commerciale di fatto presa di mira. Allora eccolo qui, lo vedo collegato, il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Eccoci. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Effettivamente sono 10 colpi più o meno, perché purtroppo anche Luca Serpente, che è il titolare di questo ristorante di Maestro, oramai ha perso il conto. Tra l'altro Luca ha rilevato questa attività nel 2019, c'è stato anche uno stop per il Covid, per cui non possiamo neanche contare 5 anni pieni, eppure ci sono stati 10 colpi. L'ultimo è quello che vedete alle nostre spalle, ce lo farà vedere adesso Simone Merlo, con dei danni veramente ingenti. Sì, danni ingenti, e stiamo quantificando adesso cosa hanno portato via. Sicuramente il telefono con il numero di cellulare per i nostri clienti, che dovranno fare quindi il numero fisso per chiamarci, e poi altre cose che hanno portato via, ma stiamo quantificando insomma i danni. Ma parliamo comunque di sciocchezze rispetto al danno in questione. Perché alla fine hanno portato via delle bottiglie sostanzialmente, non c'era gran fondo cassa. Fondo cassa, bottiglie, ma sto quantificando, adesso c'è la polizia scientifica che sta lavorando, quindi non posso ancora entrare in determinati locali. Senta, visto quello che sta attraversando il suo locale, lo ricordiamo, 10 colpi in pochissimi anni, 3-4 anni al massimo, lei sta pensando di trasferirsi altrove? Ci sto pensando, io amo questo posto, ho una clientela fantastica e
lavoro molto bene, però io, se faccio una comparazione con l'altro ristorante che ho da 17 anni ormai a Santa Giustina in Colle, che è in provincia di Padova, 17 anni solamente una volta ci hanno fatto un furto, quindi qua veramente è una cosa incredibile. Anche perché peraltro c'era stato un primo tentativo di effrazione, proprio di fronte a noi c'è una porta antincendio, esatto, credo, sì. E anche lì hanno distrutto tutto. Sì, bisogna vedere poi dopo la dinamica dei fatti. Comunque hanno rotto una porta di là, sono entrati qua, hanno rotto muro, cartongesso, fatto il disastro. Si tratta evidentemente anche di sbandati, non sono certo dei professionisti, perché noi abbiamo visto un cappellino che è rimasto lì abbandonato quando sono caduti dal tetto, insomma, per cui diciamo che è proprio la zona che non è... Scusate perché ci sono anche della polizia scientifica, non vogliamo interferire con il loro lavoro. Sì. Scusate perché siamo in ok, perfetto, scusate perché siamo proprio arrivati mentre c'è la polizia che giustamente sta facendo il suo dovere. Diciamo che è proprio una zona che diciamo che vive una situazione molto difficile. Sì, siamo consapevoli di questo, sono arrivati anche diversi assessori qua a darmi solidarietà, non questa volta ma le volte scorse. Però poi dopo vedo che sono tutti quanti appelli che rimangono un po', come dire, non esauditi, perché poi dopo non ho visto presidi fissi, si vede qualche pattuglia in più, eccetera eccetera, ma purtroppo la situazione di questa zona, ma un po' di tutta Mestre, è questa adesso in questo momento. Grazie a Luca Serpente, naturalmente noi le auguriamo un bocca al lupo per la sua attività, compatibilmente naturalmente con le circostanze con le quali ci siamo incontrati anche questa volta, e Anna io ti restituirei la linea. Grazie. Grazie al nostro Filippo Fois, abbiamo davvero colto l'amarezza nelle parole di questo ristoratore. 10 colpi sono davvero tanti, rischiano di fare stare in ginocchio le persone che cercano appunto di aprire un'attività commerciale, di fare economia in un territorio, ed evidentemente non si sentono protette. Tra l'altro un plauso anche al nostro Filippo, insomma, che non è semplice. Immaginate lavorare in contesti come questi, dove all'indomani di un furto ci sono anche le forze dell'ordine che stanno lavorando, e dobbiamo trovare anche noi il nostro spazio per lavorare. Quindi grazie Filippo per questo tuo collegamento. Andiamo avanti, ora ci spostiamo nella Marca Trevigiana. Il diritto di Anica Panfile, la giovane madre. L'avvocato Fabio Crea, difensore di Franco Battaglia, che è l'unico accusato della morte della donna, ha presentato un'istanza per chiedere la nullità dell'autopsia. Vediamo questo che cosa comporterebbe. Un'istanza presentata nelle ore scorse. La richiesta è chiara: ottenere la nullità dell'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la mamma 31enne trovata morta sul greto del Piave Aspresiano il 21 maggio del 2023. La motivazione di questa richiesta la spiega l'avvocato Crea, difensore di Franco Battaglia, il 77enne in carcere per l'omicidio della donna. Riteniamo che Battaglia dovesse essere avvisato dell'espletamento dell'autopsia, in quanto convergevano su di lui dei forti sospetti, ancorché non è formalmente iscritto nel registro degli indagati, e invece non fu avvisato e fu iscritto nel registro degli indagati dopo qualche minuto qualche ora dall'esito dell'autopsia. Insomma, un esame che avrebbe dovuto tenersi con la presenza di un consulente nominato dal 77enne imprenditore veneziano, ma così non fu, ed ora la difesa parte all'attacco. Se l'istanza presentata dal difensore venisse accettata, Franco Battaglia riguadagnerebbe la libertà dopo quasi 7 mesi di carcere. Qualora dovesse essere dichiarata la nullità dell'autopsia, verrebbe meno l'accertamento della causa di morte, quindi ne sarebbe una conseguenza. Insomma, Franco Battaglia, considerato unico responsabile della morte di Anica, potrebbe essere rimesso in libertà. L'arresto dell'uomo era supportato da un quadro indiziario solido, ma questo vizio procedurale potrebbe portare ad una svolta. Siamo a Motta di Livenza, dove la scorsa sera un giovane, una 27enne, ha seminato il panico camminando tra i tetti. È stato denunciato per procurato allarme. Purtroppo anche qui la storia di un sistema giudiziario che fa fatica a funzionare con episodi di questo tipo. Una persona che davvero semina il panico a Motta di Livenza ormai da diverso tempo, ma continua a poter girare in libertà.
Datevi aggiornamenti. L'autogru dei Vigili del Fuoco riporta a terra questo giovane che fino a pochi minuti prima aveva seminato il panico sui tetti di Piazza dei Grani, nel cuore di Motta di Livenza. È mezzanotte, il 27enne di origini marocchine probabilmente raggiunge questo cunicolo e da qui inizia ad arrampicarsi, prima sulla terrazza, poi da uno degli appartamenti raggiunge il tetto e da qui, muovendosi a destra e a sinistra, inizia ad urlare. È su di giri, minaccia anche di buttarsi giù. La piazza si riempie di gente, arrivano le pattuglie, i Vigili del Fuoco con l'autogru iniziano a cercarlo sui tetti. È il panico. Probabilmente voleva buttarsi giù, ora non so bene di preciso. Sono arrivati con l'autogru, l'ambulanza e 2 pattuglie, insomma, dei carabinieri. Un volto non nuovo a questa piazza né alle forze dell'ordine. Non è la prima volta infatti che i carabinieri di Motta di Livenza intervengono per sedarlo. Giovedì scorso, durante una serata di Giovediamoci, quindi piazza piena di gente, questa persona ha iniziato a bere con altri suoi connazionali qui da noi. Abbiamo chiamato la prima volta le forze dell'ordine. Un martello nello zaino, molestie ai passanti, furto di bicchieri qui al bar Gelateria La Loggia, dove spesso consuma e insieme a degli amici se ne va senza pagare. Fa sempre confusioni in piazza e minaccia le persone, i suoi connazionali, anche con bottiglie di vetro, armi, insomma, è sempre lui. Hanno iniziato ad agitarsi anche in altri locali noti e dopodiché li hanno presi verso l'una, ma il giorno dopo erano già di nuovo a fare confusioni in piazza. Sono esasperati i cittadini di Motta. Questo ragazzo, senza fissa dimora, ha dei parenti che vivono in uno di questi condomini. Quando fu trovato con un martello nello zaino stava per accanirsi contro questo portone. Fermato decine di volte e sempre tornato in libertà. In quest'ultimo caso è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per procurato allarme, ma c'è da scommetterci che ci riproverà. Non è sempre facile perché è molto irrequieto e si agita molto facilmente. Cerchiamo di fare il possibile, ecco. Padova con la cronaca, la polizia è entrata in un appartamento per accompagnare una ragazza a recuperare le proprie cose. Quello che gli agenti hanno scoperto però ha fatto arrestare un giovane, guardate. La droga era nascosta anche in frigo con tanto di etichetta sul contenitore, come prevedono le regole per la conservazione alimentare. A scoprirlo gli agenti della polizia di Padova, che avevano accompagnato una giovane che si era presentata in questura chiedendo di riavere i propri effetti personali presenti nell'abitazione dell'ex fidanzato. Per tutelare la ragazza, quindi, gli agenti l'hanno accompagnata, notando però qualcosa di sospetto prima nel frigo, dove su un involucro c'era scritto trip e conteneva LSD. Da qui la perquisizione dell'appartamento, da cui sono emersi quasi 1,5 kg di hashish, 17.400 euro in contanti e addirittura un lingotto d'oro da 50 grammi. Nel tentativo di darsi alla fuga, un giovane ha prima lanciato una federa contenente della droga dalla finestra per poi provare ad uscirne anche lui. Il giovane però è stato fermato dalla polizia e arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre la droga e i contanti sono stati sequestrati. West Nile, quarto caso in provincia di Padova, ha colpito un uomo di 55 anni che vive nella bassa padovana, che ha sviluppato la forma neuroinvasiva della malattia. Il paziente, ricoverato nell'azienda ospedaliera, è stato sottoposto a cure intensive. A Padova, ricordiamo, la prima vittima veneta del virus, morto la scorsa settimana in ospedale a Monselice, dove era ricoverato, è Gabriele Brazzo. Aveva 86 anni ed era di Candiana. Messi in atto dai comuni interessati gli interventi di disinfestazione adulticida, come prevede il protocollo regionale. Si raccomanda a tutti di seguire le norme di prevenzione, l'uso di spray repellenti, le zanzariere, svuotare di frequente i vasi di fiori dove può ristagnare l'acqua e cambiare spesso l'acqua nelle ciotole degli animali. Intanto nel veneziano è deceduta una 70enne di Spinea, potrebbe aver contratto il virus portato dalla zanzara tigre.
Una pensionata settantenne di Spinea è deceduta in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo dopo essere stata ricoverata con il sospetto di aver contratto la chikungunya, un virus trasmesso dalla zanzara tigre. La donna aveva manifestato i sintomi al ritorno da un viaggio all'estero, ma i test ospedalieri non hanno ancora confermato se la malattia sia stata contratta durante il soggiorno o se il decesso sia dovuto ad altre cause. I risultati degli esami, attesi nei prossimi giorni, chiariranno la situazione. In via precauzionale il comune di Spinea ha ordinato una disinfestazione straordinaria delle strade dal 30 luglio al 1 agosto. L'ASL ha predisposto interventi adulticidi e larvicidi in un raggio di 200 metri dal luogo del presunto contagio. Le aree interessate includono via Cici, via Capitanio, via Roma e via Bellini, inclusa la scuola primaria Goldoni. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza dei cittadini. Ucciso da un malore, torniamo nel Padovano, nessun segno di violenza o di lesioni interne sono emersi dall'autopsia eseguita sul corpo del clochard di 47 anni, trovato senza vita ai piedi della pista ciclopedonale di Chiesa Nuova. Nessun volo dal cavalcavia, come era stato ipotizzato in un primo momento dalla procura, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo per eseguire gli accertamenti necessari e fare luce sulla morte dell'uomo. Secondo i primi riscontri, l'uomo sarebbe morto 4 giorni prima del ritrovamento, avvenuto grazie alla segnalazione di un passante mentre rientrava nella sua stanza in grave stato di alterazione da alcol. L'indagine sarà dunque archiviata. Il funerale dell'uomo, come annunciato, sarà pagato dal comune di Padova. La data non è ancora stata fissata. E poi c'è la tragedia del Brenta. Sarà rimpatriata oggi la salma di Ramesh Ganderar, il 23enne dello Sri Lanka, morto annegato mentre cercava refrigerio nelle acque del fiume a Campo San Martino. Nel tentativo di salvarlo aveva perso la vita anche un giovane romeno. Il via libera del consolato è arrivato nelle scorse ore. Sarà rimpatriato oggi Ramesh Ganegedara, il giovane dello Sri Lanka, annegato domenica 14 luglio nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino. 2 le vite spezzate quel giorno. Nel tentativo di salvare Ramesh in evidente difficoltà si era lanciato nel fiume anche Bogdan Stefan Cristoiu, 29 anni. Il giovane romeno lo aveva raggiunto, ma arrivati all'altezza del punto che chiamano la morta non ce l'aveva fatta ed entrambi erano stati inghiottiti dalla corrente. A quasi 3 settimane da quel tragico giorno, Ramesh Ganegedara, 23 anni, arrivato in Italia da soli 2 mesi prima della tragedia, potrà tornare in patria dove lo attende la famiglia grazie a una colletta realizzata dai suoi connazionali. Siamo a Vicenza, ora girava in stazione dei treni, ricercato e arrestato dalla polizia. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato nella stazione di Vicenza un 21enne di origine rumena, poiché ricercato per furto aggravato commesso nel paese di origine dall'autorità giudiziaria di Venezia. Il giovane, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato fermato nel corso di un servizio di controllo e a seguito di accertamenti è emerso a suo carico un provvedimento emesso lo scorso marzo che ne dispone la reclusione per un periodo di 1 anno e 2 mesi. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria veneziana per la procedura di estradizione. L'attività di prevenzione e controllo del territorio svolta nell'ultimo mese dalla sezione di polizia ferroviaria vicentina ha portato all'identificazione di oltre 3.100 persone. L'attività di polizia giudiziaria inoltre ha consentito di indagare 5 persone per reati che vanno dalla violazione delle misure di prevenzione personali al rifiuto di fornire le generalità ad un pubblico ufficiale. Allora, come promesso in apertura, il maltempo ha creato tanti danni, maltempo che tra l'altro è atteso anche per la serata di venerdì in Veneto, maltempo che quando arriva colpisce in maniera violenta. Questa volta siamo a Tarso, per noi c'è la nostra Edi Caliman, la storia di diverse famiglie che sono state fatte evacuare a causa di una colata di massi che è appunto caduta a causa del maltempo. Buongiorno Edi.
Anna, buongiorno ai telespettatori. Siamo nella frazione di Tarso Corbanese in via Calesella, una palazzina evacuata per una frana degli smottamenti di frane e fango che nella giornata di lunedì si è verificata qui proprio nel versante dietro questa palazzina. Noi siamo in compagnia della vice sindaca Antonella Paul che ci racconta di più di questo smottamento e del motivo. Noi vediamo anche qui i resti di un grande albero che era già pericolante, però insomma che il maltempo di questi giorni ha contribuito a danneggiare ancora di più e che appunto è stato tagliato per mettere in sicurezza anche la palazzina e il versante stesso. Vice sindaca, buongiorno. Come mai è successa questa colata di fango e soprattutto l'importanza di aver evacuato queste famiglie? Sì, buongiorno a tutti. Come mai? La fragilità del territorio purtroppo la sappiamo, insomma c'è, e quindi quello che noi possiamo fare è comunque intervenire tempestivamente, soprattutto se si tratta di tutelare ovviamente le famiglie, perché la nostra premura ovviamente è quella di metterle al sicuro e quindi di intervenire immediatamente. Infatti l'amministrazione comunale già nella giornata di lunedì era qui presente insieme con il sopralluogo dei vigili del fuoco e il nostro geologo di fiducia che appunto ha fatto anche le riprese con il drone, e già ieri mattina ero qui personalmente sul posto con le imprese, le nostre ditte, per dare subito e fare subito un primo intervento per la messa in sicurezza. Infatti, come vedete qui, la prima cosa che è stata fatta è stato tagliare un albero che molto probabilmente con il forte vento che c'era domenica si era piegato e era un po' a rischio appunto che cadendo potesse colpire l'abitazione. Dopodiché è intervenuta la ditta appunto per gli eventuali scavi, ma vista ovviamente la situazione e è un po' difficile, diciamo, con i mezzi, con le ruspe eccetera, poter intervenire, e quindi abbiamo subito chiamato una ditta di rocciatori. La prima è intervenuta già questa mattina per un primo sopralluogo, la seconda di Agordo interverrà oggi pomeriggio, la prima che ci darà disponibilità inizierà già i lavori sicuramente insomma non più tardi di giovedì o venerdì di questa settimana. Quindi in che cosa consisteranno nello specifico questi lavori? Una prima pulizia, togliere ovviamente le parti, il terreno più fragile e metterlo ovviamente in prima sicurezza. Domani mattina sarà presente anche la forestale e ci coordineremo insieme anche con gli interventi di loro competenza. Ecco, per quanto ci riguarda, noi insomma tempestivamente stiamo facendo tutto il possibile per, uno, mettere in sicurezza ovviamente il posto, e due, far rientrare prima possibile le famiglie insomma che si sono allontanate, e vogliamo insomma che nel giro di qualche giorno possano rientrare nelle loro case. Quindi allontanate in via precauzionale? Precauzionale, anzi volevo dire si sono allontanati volontariamente, ecco, magari mi metto al loro posto, magari avrei fatto anch'io come loro, però la situazione comunque è sotto controllo. La situazione verrà assolutamente ripristinata in brevissimo tempo, per cui conto insomma che nel giro di qualche giorno anche questi ragazzi possano rientrare nelle loro case. Insomma, Anna, noi stiamo parlando per l'ennesima volta di un territorio fragile che con questi eventi climatici e meteorologici stanno mettendo veramente a dura prova la nostra provincia. E proprio il presidente della provincia Marcon ieri aveva parlato di cultura della prevenzione e di manutenzione del verde, delle necessità che sempre di più si devono avere, delle precauzioni appunto che si devono avere per un clima che sta cambiando così rapidamente, per mettere in sicurezza non solo le persone ma soprattutto anche il nostro territorio. Con Nicoletta Rizzetto mandiamo in onda il servizio, sentiamo il presidente Marcon ringraziando la vice sindaca e poi linea allo studio. Iniziato il monitoraggio e la conseguente conta dei danni nella Marca dopo il nubifragio che domenica sera si è abbattuto sul territorio, prevalentemente nei comuni di Conegliano, Susegana, Breda di Piave, Maserada, San Biagio di Callalta, Treviso e Villorba. Negli ultimi 2 giorni i tecnici del settore viabilità della provincia hanno effettuato i sopralluoghi nelle aree in cui sono state segnalate delle criticità e fortunatamente l'entità dei danni è inferiore rispetto alle ondate di maltempo di maggio e giugno.
Monitoraggio attivo anche sulle scuole superiori a causa degli alberi divelti al campus degli istituti Planck e Alberini di Villorba, dove sono in corso le opere di messa in sicurezza, e all'istituto Cerletti di Conegliano, in cui le raffiche di vento hanno spostato un'impalcatura senza recare gravi danni all'edificio, ma che ha sollevato una scossalina dal tetto della scuola e spezzato alcuni rami. Anche in questo caso i tecnici dell'edilizia della provincia stanno provvedendo al ripristino. Si riaccende così il dibattito sulla necessità di tenere mantenuto il verde pubblico. E questo impone alle amministrazioni pubbliche, tra cui la provincia ma anche i comuni, di fare la manutenzione sul patrimonio arboreo, e laddove non ci siano le garanzie di tenuta bisogna anche intervenire salvaguardando appunto la sicurezza di coloro che utilizzano le strade per muoversi. Non solo le amministrazioni, il monito arriva anche ai privati. A Villorba scattate le sanzioni per chi non ha provveduto alle manutenzioni dopo i solleciti. Prime 20 multe comminate ai cittadini che non hanno potato siepi e alberi che con il maltempo si sono rivelati veri e propri pericoli per l'incolumità delle persone, case e edifici. E mentre il comune di Villorba continua a censire il suo patrimonio verde per verificarne la sicurezza, il presidente provinciale Marcon riflette sulla gestione del verde. Bisogna mettere in atto alcuni interventi di manutenzione e comprensibilmente, perché talvolta quando si va ad intervenire per tagliare un albero nascono polemiche, però si vede che invece bisogna fare una ricognizione sul patrimonio verde pubblico, e laddove serva bisogna intervenire senza se, senza mai, magari compensare con nuove piantumazioni eventuali tagli di alberi che sono giudicati pericolanti. Questo bisogna sommare anche una cultura oggi da parte dei cittadini di prevenzione. Allora noi insomma restiamo in tema di ambiente. Sta parlando esattamente in questo momento ai Serrai di Sottoguda, che riaprono parzialmente dopo 6 anni, il governatore del Veneto Luca Zaia. Siamo presenti con una troupe, allora lo ascoltiamo. Andrea ha una caratteristica, è un operativo, ama il suo paese, ma è sempre tragico. Infatti quando mi ha chiamato, guarda che quasi è un disastro, ho detto devo più o meno togliere un 50%. Tant'è vero che mattina sono venuto su e il disastro c'era. L'immagine vescovo era quella di un campo di battaglia, dopo una guerra con i morti a terra. Quegli alberi sembravano tutti morti. La difficoltà di vedere le case piene di fango, le storie, penso, di quel genitore che per venire qui a capire se la figlia era ancora viva si è fatto 20-30 km a piedi lungo la statale e le provinciali, perché comunque era impossibile arrivare qui con i mezzi, ma anche vedere che la forza della natura aveva cartocciato i tralicci e addirittura aveva fatto. Allora evidentemente ci sono dei problemi di collegamento, immaginate siamo ai Serrai di Sottoguda, quindi in questa sorta di lingua rocciosa che si trova a Rocca Pietro, e quindi proviamo a tenere in piedi il collegamento con lo zaino, ma non sarà sempre semplice. Probabilmente la nostra Tiziana Bolognani poi per renderci conto di questa inaugurazione dovrà sportarsi al centro di Rocca Pietro. E comunque avete sentito, no? Stava parlando il governatore del Veneto Luca Zaia, che stava raccontando il momento dopo la tempesta Baia. Il simbolo della ferita che la tempesta ha portato sul territorio è proprio questo, era proprio la grande devastazione ai Serrai di Sottoguda, e ci sono voluti tanti soldi e tanto tempo per poter riprendere in mano la situazione. Proviamo a ritornare dal presidente Zaia. Località. Ci sono dei problemi di collegamento, allora andiamo in pubblicità intanto, vediamo se riusciamo intanto a ripristinarlo in questi pochi minuti di pubblicità, e poi comunque andremo avanti con il nostro telegiornale. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati con la notizia dal Veneto. Andiamo subito sul Grappa. Ieri c'è stata tanta paura lungo la provinciale 140, dove un'auto si è incendiata in corsa, i 2 passeggeri si sono dovuti gettare fuori dal finestrino per scampare alle fiamme. Guardate.
Si trova ricoverata in ospedale sotto shock con diverse escoriazioni una 26enne tedesca che si è gettata fuori dall'auto che stava guidando dopo che il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. La donna si trovava assieme a un amico e stavano salendo verso Baita Camol sul Grappa lungo la provinciale 140. Per cause ancora al vaglio agli inquirenti, il veicolo si è incendiato e la conducente si è salvata lanciandosi appunto in strada. Illeso il ragazzo che era con lei. Sul posto i vigili del fuoco da Castelfranco e il 118 di Pedemontana Emergenza, oltre ai carabinieri di Pieve del Grappa. Disagi al traffico con la provinciale che è stata bloccata per diverso tempo fino a che le fiamme non sono state completamente spente e non è stata messa in sicurezza l'area. Vogliamo ricordare anche noi, Gianluca Salvetti aveva 18 anni, è mancato in Brasile in un drammatico incidente stradale con il papà. Era una promessa del futsal e militava a Castelfranco. Gianluca Salvetti, assieme alla sua squadra, il Futsal Giorgione, era sceso in piazza nei giorni dell'alluvione quando è esondato la venale a Castelfranco. Assieme a ragazzi e dirigenti ha risposto subito all'appello lanciato dall'amministrazione comunale e ha aiutato i cittadini sotto la pioggia battente. Si sono presentati alla Protezione Civile, nostra sede, e non hanno temuto niente sotto la pioggia, tra l'altro, si sono messi a lavorare per diverse ore al servizio della comunità, sicché questo è un gesto straordinario che non dimenticherò mai. Un cuore grande, un ragazzo solare e dolce, il suo sogno si è infranto in una strada a Curitiba. 18 anni, italo-brasiliano, era tornato per una breve vacanza nel suo paese dove viveva la famiglia. Promessa del futsal, aveva giocato con i colori azzurri agli europei under 19. Il giovane era in auto con il padre Rafael e la sorellina. Il papà alla guida della macchina per evitare l'impatto con un'altra vettura è uscito di strada. Gianluca e il padre sono morti sul colpo, gravissima la piccola portata in ospedale. La notizia è piombata su Castelfranco dove il 18enne viveva da anni. Con un dolore enorme, no? Tutti noi della famiglia Futsal Giorgioni abbiamo ricevuto questa notizia bruttissima. Sempre con il sorriso, spiega il presidente della società. Lui è arrivato da noi che aveva 15 anni, ha fatto 3 stagioni sportive e quest'anno doveva trasferirsi alla Roma Calcio 5. Per fare la Serie A2 Elite. Aveva seguito le orme del padre che aveva giocato a calcio a 5, lui puntava in alto e ce l'avrebbe fatta, ci dice con la voce rotta dal pianto il presidente in queste immagini, un suo gol. Penso si fa attaccare, attenzione perché c'è lo scavetto e il gol da parte di Salvetti. Doveva arrivare a Roma nei prossimi giorni. L'intera federazione calcistica nazionale ha voluto salutare Gianluca, un post, tante lacrime e il ricordo di Gianluca sul campo da calcio. Siamo alla sanità, c'è il Covid con un aumento dei ricoveri, il punto lo fa il direttore generale Francesco Benazzi, siamo nell'ULSS 2. Numeri che non si vedevano da gennaio scorso, quando era inverno e le sindromi respiratorie accompagnate da casi di Covid erano abbastanza normali. Questa settimana invece i casi continuano a crescere sempre più velocemente, passando da 16 a 26. Numeri sempre abbastanza bassi, ma che indicano che la media di nuovi ricoveri per sindromi respiratorie nell'ultima settimana è stata di 20,4 al giorno, 3,7 dei quali per Covid. Aumenta quindi la percentuale dei ricoveri per problemi legati alla respirazione, passando dal 12 al 15%. Abbiamo un aumento di casi, anche se contenuto rispetto ovviamente agli anni precedenti, però in questa settimana ci sono circa 80 persone che sono state ricoverate, chiaramente che hanno il Covid, di cui un paio sono in semi-intensiva, persone anziane, quindi attenzione quando si va nei luoghi di cura a trovare qualche persona anziana, magari se si sospetta di avere qualche sintomo assimilabile al Covid o comunque a una sindrome legata respiratoria, conviene portarsi la mascherina per evitare ovviamente di contagiare una persona fragile. Sotto controllo anche la situazione legata al virus West Nile. Dopo l'uomo deceduto a Padova e un contagiato nel Trevigiano, il direttore fa il punto e offre consigli utili. È stato un caso isolato, autoctono ma isolato, per cui la cosa si chiude, è stata fatta disinfestazione nell'area
intorno ovviamente ai 200 metri, e poi l'unica cosa da dire a tutti è di stare attenti nelle ore serali, utilizzare ovviamente, fare disinfestazioni nelle aree a rischio, usare le pastiglie da mettere nei pozzetti, evitare che nei vasi di fiori si depositi dell'acqua, perché poi si possono proliferare le larve, quindi quelle situazioni che possono creare ovviamente un aumento della zanzara, della proliferazione della zanzara. Contemporaneamente usare dei repellenti quando si esce, evitare di vestire in abiti scuri e utilizzare colori chiari che richiamano meno la zanzara. Allora, con la sanità c'è anche l'indagine sempre dell'ULSS 2 che dà dei risultati importanti, perché un bambino su 4 a Treviso è sovrappeso. Aumenta il numero di bambini obesi, nonostante aumenti anche la loro attività fisica, che però rimane sempre troppo poca. Ma il dito va puntato anche contro l'alimentazione, troppo ricca di grassi, sale e zuccheri. Sono i dati che emergono dall'annuale monitoraggio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, fatto su un campione di 450 alunni della terza elementare in 26 istituti scolastici della Marca. Secondo il report Occhio alla Salute, il 23% dei piccoli trevigiani è in sovrappeso e di questi l'8% è già obeso, un problema che a lungo andare peserà sempre più sul sistema sociale e sanitario, causando agli adulti non solo problemi cardiovascolari e di diabete, ma anche possibili tumori a colon, fegato e pancreas. Il problema è non fare diventare i bambini oggi normopeso degli obesi in età pediatrica. Quindi bisogna sicuramente curare l'alimentazione, le regole che sono anche quelle poi della dieta mediterranea, quindi l'abbondanza di frutta, di verdura, di legumi, di pesce, riducendo invece quelli che sono considerati cibi spazzatura, e poi aumentare quella che è l'attività motoria. Oggi ancora il 30% dei bimbi non fa colazione tutte le mattine e il 74% mangia troppo a merenda. Quasi il 60% non mangia frutta e verdura a sufficienza, ma gradisce invece snack salati e dolci. Poi c'è il gender gap, i bambini fanno più attività fisica delle bimbe, e l'ereditarietà. Facile che genitori obesi crescano figli obesi. A settembre partiranno 2 progetti nelle scuole, uno per l'uso consapevole dei device elettronici che rubano tempo alle attività fisiche e fanno mangiare compulsivamente, uno invece dedicato all'alimentazione consapevole. Sappiamo che i bambini hanno più difficoltà a mangiare verdura, piace meno, però appunto per favorire questa alimentazione, che sappiamo essere positiva per la salute, quello che viene proposto agli insegnanti sono dei laboratori sia educativi ma anche sensoriali, appunto per favorire questo venire a contatto con sapori che possono essere all'inizio non tanto gradevoli, ma poi possono essere utili e poi piacere alla fine. E ora siamo alla politica. Saluto e ringrazio Alberto Villanova che si è collegato con noi, presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta in Consiglio regionale. Alberto, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Grazie per essere con noi. A breve si collegherà anche Claudio Borgia, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Allora Villanova, io vorrei partire da lei facendole vedere questo servizio che abbiamo realizzato ieri come redazione di Treviso, e partirei proprio dal caso Vittorio Veneto, perché la nomina a commissario di Franco Manzato, insomma grande amico di Gian Antonio Darè, sappiamo tutti che cosa è accaduto a Vittorio Veneto, ha creato dei malumori. Vorrei chiedere la sua posizione. Intanto le facciamo ascoltare le parole di chi, insomma, questi malumori li ha espressi. A Vittorio Veneto bisogna ricostruire quasi tutto. È con queste parole che il segretario provinciale della Lega Trevigiana Dimitri Coin spiega la nomina a commissario straordinario a Vittorio Veneto di Franco Manzato, quel Manzato battuto alle regionali da Alberto Stefani, la Trevigiana che non riuscì nell'impresa di strappare alla Lega Salviniana il coordinamento regionale, quel Manzato amico da sempre di Gian Antonio Darè. Uomo di grande esperienza, figura autorevole e caratterialmente ecumenico, prosegue Coin, insomma l'uomo giusto cui affidare un comune strappato alla Lega, oggi in mano al centro-sinistra, in cui il Carroccio va ricostruito. A minare quella Lega anche le dichiarazioni shock del candidato Giovanni Braido all'indomani del ballottaggio, quando si era espresso a favore della candidata del centro-sinistra Mirella Bagliana e non aveva usato parole certo morbide nei confronti del segretario Coin. Il direttivo provinciale del Carroccio di ieri sera ne ha decretato la cancellazione dalle liste dei sostenitori. Braido è ufficialmente fuori.
Scelte che non hanno trovato il consenso di tutto il carroccio, però c'è chi avrebbe preferito appianare e ripartire, tenere insieme invece di dividere. Mettere Franco Manzato, un amico fraterno di Tony Darè, commissario, è come nominare il lupo tutore di Cappuccetto Rosso, insomma, cioè, si commenta da sola la questione. Più grave è secondo me l'aver buttato fuori Braido, che è l'unico che ha corso con la bandiera della Lega, ma al netto di tutte le questioni che possono essersi create a Vittorio Veneto, le frizioni sono da una parte e dall'altra, cioè non credo ci sia nessuno che può lanciare la prima pietra. Una scelta che pare non abbia incontrato nemmeno i favori dei direttivi regionale e federale. Alberto Villanova, che succede? Il lupo tutore di Cappuccetto Rosso e poi l'espulsione di Braido. Che sta succedendo nella Lega Trevigiana? Ma guarda, io non commento quello che è stata la decisione della segreteria provinciale, perché non spetta a me commentare. Sicuramente a Vittorio Veneto abbiamo una situazione molto molto tesa, molto delicata. Le elezioni comunali e l'espulsione di Tony Darè hanno lasciato molte macerie e quindi io credo sia il caso di lavorare uniti per cercare di portare ai pasti quella che insomma è stata sempre una roccaforte del nostro movimento. Quello che sta succedendo a Vittorio sicuramente non fa bene la Lega e non fa bene a quelli che sono i valori della Lega, perché vediamo contrapposte delle figure che hanno lavorato assieme per tanti anni anche a livello amministrativo, e quindi questo sicuramente crea un danno di immagine, un danno politico. Ora è il momento di ricostruire, di ricomporre, poi sarà insomma il futuro che ci farà capire se Manzato è la persona adatta o no, però è indubbio che Vittorio Veneto è una ferita che ci porteremo avanti per un po' di tempo. Ci aiuti un po' a capire la strategia del segretario provinciale. Nominare un Manzato significa in qualche modo voler riportare, no, tutta l'ala che ha seguito Darè all'interno della Lega, perché insomma quella è un'ala soprattutto nel vittoriese molto forte. È una strategia volta alla unificazione, secondo lei? Guarda, io non ho partecipato alla riunione e non sono stato coinvolto in questa decisione, quindi non posso sapere qual è la strategia. Di sicuro Manzato è una persona con cui Tony Darè è andato sempre molto d'accordo. Sappiamo anche che avevano la cordata che aveva sfidato Stefani al congresso regionale di poco più di un anno fa, insomma era fatta proprio da Tony Darè, Manzato e da Dimitri Coin, quindi immagino insomma che la strategia sia quella di cercare di ricomporre, di riportare nell'alveo della Lega dei fuoriusciti o comunque qualcuno che ha scelto altre strade. Io spero che si ricomponga questa frattura dolorosissima, come dicevo prima, e spero insomma che le persone vicine al nostro movimento, che comunque hanno dato tanto, possano in qualche modo trovare un modo per ridare vita a una sezione che è fondamentale. Dopo non so se questo è possibile, non so se si riuscirà in questa impresa, però sicuramente è un'impresa difficile ma che va tentata. L'espulsione di Braido nella lista dei sostenitori? Guarda, io ho letto dal giornale quelle che sono state le dichiarazioni, immagino che quelle dichiarazioni abbiano provocato una reazione abbastanza scontata per noi che conosciamo il regolamento del nostro partito. Ci stiamo provando un po' a punzecchiarla, ma insomma giustamente lei non era presente in questo direttivo. Sì, non avendo partecipato alle decisioni è anche difficile poter commentare, e quindi da fuori, da quello che ho letto sui giornali anch'io stamattina, ovviamente credo ci sia un tentativo di ricomposizione, che non credo sia facile, però sia doveroso. Senta, allora le faccio commentare le parole del segretario regionale Stefani, che ieri in studio con il direttore Luigi Bacciali ha chiaramente detto: con i numeri della lista Zaia, della lista dei sindaci, insomma i numeri della Lega, noi in regione vinciamo anche da soli. Una sorta di provocazione evidentemente, perché non ha mai messo in discussione l'alleanza del centrodestra, ma per tornare a ribadire che il candidato per le regionali 2025 deve essere leghista. Io so che questa è una sua battaglia personale, insomma anche lei crede che debba essere così? Assolutamente sì, lo dico da tanti mesi, e io credo che noi abbiamo tutto il dovere e anche il diritto, permettetemi, di continuare a dire che insomma questa è una regione che ha un valore politico e simbolico per il nostro movimento, che è fondamentale. Non possiamo permetterci, secondo me, di perdere
di perdere la guida di questa regione, e soprattutto abbiamo delle forze, possiamo mettere delle forze in campo che non sono state presenti alle politiche alle europee, come la lista Zaia e la lista amministratori, che sicuramente faranno grandi risultati perché abbiamo tanti amministratori che raccolgono consenso sul territorio. Io credo sia una questione di buon senso e credo soprattutto che sia la strategia migliore per il nostro partito da portare avanti. Ovvio che tenere unito il centrodestra è la missione principale, però abbiamo insomma delle carte da giocare anche per far valere il nostro peso elettorale in una regione che è sempre stata vicina al nostro movimento, vicina al governatore Zaia, vicino a quella che è un'amministrazione che da 15 anni sta governando bene questo territorio. Villanova, perché lei dice non ce lo possiamo permettere? Al di là che insomma i numeri sono dalla vostra, questo è evidente, no? C'è stato anche un recente sondaggio che abbiamo dato anche noi. Perché dice non ce lo possiamo permettere? Perché politicamente io l'ho sempre definita la linea del Piave. Perdere la Regione Veneto, la guida della Regione Veneto per un movimento come la Liga Veneta, secondo me sarebbe un colpo, non dico mortale, ma sarebbe comunque un colpo molto molto forte anche come credibilità. Noi abbiamo fatto di questa regione un baluardo, un esempio, abbiamo fatto della bandiera che ho alle mie spalle, insomma un simbolo che raggruppa non solo chi vota Lega ma chi si riconosce all'interno di una rete di valori che sono quelli proprio di essere veneti. Abbiamo riportato con il presidente Zaia la nostra regione al centro del dibattito politico, anche adesso con tutto il processo sull'autonomia il Veneto è il portabandiera di questo progetto di rinnovamento dello Stato, e quindi io credo che mantenere la guida di questa regione per un movimento come il nostro, un movimento identitario legato al territorio, sia semplicemente fondamentale. Noi non ci possiamo permettere dal punto di vista politico di perdere quello che è un nostro simbolo e quello che è stata un'amministrazione che è un esempio per tutte le altre amministrazioni regionali in Italia. Io saluto e ringrazio Claudio Borgia che nel frattempo si è collegato e che immagino abbia ascoltato un po' le parole del collega Alberto Villanova. Buongiorno Claudio. Buongiorno, grazie dell'invito. Le ha sentite un po' le parole del collega e amico che so essere Villanova, no? Il motivo del contendere continua ad essere un po' la campagna per le regionali 2025. Ieri Alberto Stefani in diretta con il nostro direttore ha chiaramente detto i numeri li ha la Lega in grado di correre anche da sola, tesi ribadita da Villanova, che però ha sempre avuto molto caro l'alleanza di centrodestra, l'ha sempre difesa anche lui, insomma Villanova spada tratta, però insomma sulla regione non si discute. Io so che è una decisione regionale, ma insomma lei come coordinatore provinciale avrà la sua da dire. Beh guardi, io nelle condizioni ovviamente degli alleati, quindi dello stesso Villanova, di Stefani, farei esattamente quello che stanno portando avanti. Mi rendo conto che governano questa regione e pertanto insomma perdere la presidenza possa essere comunque sia soprattutto per loro che fanno, come del resto anche noi, del territorio, come dire, un esempio, e soprattutto ne fanno, come dire, una realtà importante. È ovvio che il lavoro che stanno facendo, il lavoro che vogliono continuare a fare nel territorio con la presidenza della regione sia fondamentale, però come abbiamo sempre detto i pesi sono cambiati alle elezioni politiche, alle elezioni europee, per cui diciamo che noi siamo cresciuti, siamo arrivati al 37% in provincia di Treviso, anzi 36,75 per essere corretti, il 37% a livello regionale, credo che sia un dato importante. Poi ricordo che tra l'altro è il dato più alto in Italia di Fratelli d'Italia, quindi la Regione Veneto, la percentuale della Regione Veneto è la percentuale più alta di tutta Italia, ecco perché quando qualcuno dice che Fratelli d'Italia è romanocentrica o è, come dire, un partito centralista, vorrei ricordare che però i veneti ci votano e sono il primo partito, la percentuale più alta, quindi insomma su questo punto è bene ricordarcelo. Poi devo anche ricordare che mancano 500 giorni, che abbiamo molte cose da farle insieme secondo me, e che poi spetterà ovviamente ai vertici nazionali di centrodestra trovare una soluzione.
trovare, è ovvio che chi come me viene dalla destra nazionale, che come dire era fuori dall'arco costituzionale, il solo poter pensare di ambire alla presidenza della regione è già un risultato. Quindi nel caso in cui si dovesse concretizzare quel sogno, sarebbe un risultato straordinario. Però, come dire, spetterà a Meloni, a Salvini, a Tajani, probabilmente anche al presidente Zaia, fare un ragionamento e capire chi è il nome migliore per poter governare e continuare a governare bene la Regione Veneto, sempre con il sostegno di tutto il centrodestra. Poi, dico la verità, come lei sa e sa anche Alberto, io sono uomo di mediazione, non sono di certo uno che vuole rompere, mi sento più come dire una colomba che come dire un'aquila, un falco, per cui diciamo che il lavoro che bisogna fare è quello di cercare di tenere unito il centrodestra, per cui dobbiamo ragionare. È ovvio che però Fratelli d'Italia in questo parte da un principio e soprattutto da una percentuale importante che è quel 37% di cui parlavo prima. Senta, l'ago della bilancia secondo lei potrebbero anche rappresentare le nuove elezioni a Venezia se Brugnaro dovesse lasciare, perché c'è un candidato, visto che parliamo sempre di alleanza del centrodestra, ci sarebbe anche un candidato da presentare a Venezia. Guardi, è uno scacchiere, per cui è ovvio che poi tutto influisce sul dato regionale, soprattutto sulla candidatura regionale. Però sono questioni appunto che non competono me, che sono coordinatore provinciale, presidente provinciale, ma che competono alle più alte sfere regionali e nazionali. Io credo che sicuramente troveremo una soluzione insieme, perché non vedo per quale motivo a dover andare divisi in una realtà come il Veneto, dove governiamo insieme ormai da quasi 30 anni. Lo facciamo bene, con risultati importanti. La politica, come sappiamo tutti, è una ruota. Forza Italia ha avuto la presidenza della regione mi pare per 10 anni, se non di più. La Lega l'ha avuta per 15 anni e adesso probabilmente toccherà a noi, per cui e fra 10-15 anni però lei è la colomba, no? Lei ha detto che è la colomba. Allora facciamo un passaggio sulla raccolta della colomba. Allora, a Villanova prima, poi a Borgia, un passaggio su questo botta e risposta. Martella, Zaia, il tema è quello dell'autonomia, è partita questa raccolta firme, direi anti-autonomia, che ha raggiunto onestamente livelli da record. È vero che è anche una raccolta digitale, quindi non si raccoglie solo con i banchetti. Villanova, la spaventa quello che sta succedendo? No, spaventarmi assolutamente no. È suggestivo che proprio stavolta, per la prima volta, si sia autorizzato anche la raccolta firma digitale e non con i banchetti come abbiamo sempre raccolto le firme noi. No, è veramente suggestivo che proprio questa volta si possa votare da casa si possa dare la firma tramite lo SPID da casa. Guarda caso proprio quando c'è la raccolta firme sull'autonomia. Comunque, no, io credo che il PD stia facendo, soprattutto in Veneto, un autogol clamoroso, perché sta andando contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum. Il PD è stato al governo per tanti anni, da quando è stata fatta la riforma del titolo quinta voluta dal PD o dal partito che era prima del PD, insomma dai DS, hanno fatto la riforma della Costituzione per prevedere l'autonomia, no? Sono stati al governo, non hanno mai fatto una proposta loro di autonomia, però ogni volta che c'è una proposta non va bene. Diciamolo la verità, il PD è contro l'autonomia, perché fra un anno, quando andremo alle elezioni regionali, verranno a dirci che loro sono autonomisti, ma non in questo senso, no? In realtà non sono per l'autonomia, sono contro il Veneto e sono contro quella che è la richiesta di un territorio, che è una richiesta che non è stata votata solo dagli elettori della Lega, è stata votata anche da tanti elettori del PD, quindi stanno tradendo la volontà dei veneti. Ma soprattutto, io credo che questo referendum sia pericoloso dal punto di vista di quello che sarà, se mai avverrà questo referendum, perché deve essere accettato, sarà veramente qualcosa che va a spaccare l'Italia, perché se dovesse
ritornare a quello che è stato l'esito del referendum sulla devolution del 2006, no? Con 2 regioni che hanno votato a favore, Veneto e Lombardia, e tutte le altre regioni che si coalizzano per votare contro l'autonomia del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io credo che il messaggio che arriverà al nostro territorio sarà quello che i veneti non possono arrivare a un diritto sancito dalla Costituzione. Cioè un diritto sancito dalla Costituzione, che è quello di avere delle materie in autonomia, sarà un diritto che non si può ottenere. I veneti non potranno ottenere perché le altre regioni votano contro, comprese delle regioni a statuto speciale, e questa è la cosa che mi manda via di testa. Perché quando si sentono discorsi come quello della Presidente Todd della Sardegna, che ha detto che il Veneto è stato costruito grazie ai soldi dei sardi, cioè quando sentiamo delle frasi del genere, veramente si capisce che qui non si tratta di andare a vedere nel merito cosa porta questa riforma di autonomia e soprattutto che non porta via €1 alle regioni del sud, ma si tratta solo di una battaglia ideologica perché non si vuole dare la possibilità alle regioni che chiedono maggiori materie di poter correre di più, forse di poter fare meglio. Un errore di comunicazione, no, sono d'accordo, però vorrei passare al volo la palla. So che anche lei, Villanova, ha pochi minuti, quindi cerco di essere un po' veloce. A Borgia, anche a lei chiedo in maniera sintetica, l'autonomia, questa raccolta firme, che ruolo avrà Fratelli d'Italia nella difesa di questo DDL? Beh, guardi, intanto credo che sia un grandissimo autogol, lo confermo anch'io, e tra l'altro hanno anche la memoria cortissima, perché ricordo che il PD nel periodo in cui ci fu il referendum diede un sostegno, seppur esterno, comunque diede un sostegno a favore dell'autonomia. Quindi, diciamo, e poi ricordo anche il risultato quasi plebiscitario, cioè un risultato insomma che ha superato il 90%, per cui io non capisco proprio come si possa tornare indietro rispetto ad una scelta fatta all'epoca, quando probabilmente come dire, era conveniente dire no, di essere autonomisti. Oggi, nel momento in cui c'è un governo che sta invece realizzando quell'autonomia, allora magicamente si è cambiata idea. Purtroppo come dire, commentano da soli, e soprattutto sappiamo benissimo che in Veneto il Partito Democratico non ha quel radicamento territoriale che invece hanno le forze di centrodestra, e quindi probabilmente cercano di trovare delle soluzioni o delle idee o delle proposte per poter superare, no, questo gap. Però secondo me è un autogol incredibile. Ma come si spiega tutta questa partecipazione, Borgia? Scusi? Come si spiega tutta questa partecipazione? Anche secondo lei è una questione di firme digitali? Guardi, tutta questa, cioè non mi pare che ci sia, come dire, non ci siano risultati straordinari. È ovvio che con gli strumenti digitali, come dire, si ha più facilità. Sappiamo quanto vale in Regione Veneto il Partito Democratico e soprattutto anche nelle altre realtà. Sappiamo che insomma vale circa il 20% degli elettori. Sì, c'è un altro 80% invece che la pensa probabilmente, anzi sicuramente in modo diverso, quindi diciamo che commentare i risultati insomma delle firme digitali insomma non credo sia un'arte da fare. Chiarissimo. Torno da Villanova per un ultimo passaggio. Ha visto, vorrei tornare sulla pasta asciutta antifascista che ha scatenato insomma questo evento che si è una tradizione insomma che si porta avanti ed è stato fatto in diverse città. Io mi riferisco a quella trevigiana perché ha scatenato un odio social senza precedenti. Il capogruppo del Partito Democratico è stato insomma, ha ricevuto davvero tantissimi messaggi e chi ha partecipato alla pasta asciutta antifascista è stata definita da alcune persone abbastanza anche zecca. Cioè, insomma, sono stati usati dei termini veramente molto molto forti. La solidarietà ovviamente è arrivata anche da tutti, insomma anche da voi, dalla Lega, da Fratelli d'Italia, ma come se lo spiega questo odio social? Da cosa è fomentato secondo lei?
Innanzitutto anche io esprimo la solidarietà a Pelloni e tutto il gruppo, perché credo che l'odio che viene espresso sui social sia un odio che deriva dal fatto che quando uno ha la tastiera davanti pensa di essere tra le mura domestiche davanti a quattro amici, di poter scrivere quello che vuole, quando in realtà non tutti hanno la capacità di capire che quando scrivono lo mettono in una bacheca che è vista da migliaia di persone. Quindi sinceramente, anche perché per me, posso dire, il PD può organizzare una postasciutta antifascista al giorno, cioè che facciano tutte le postasciutte che vogliono, sinceramente anch'io non capisco quale bisogno ci sia, perché non vedo così tanti fascisti in giro da organizzare, però se ritengono di fare una postasciutta che li fa star bene assieme, ben venga, insomma, che problema c'è? Lei non si siederebbe mai a quella tavola? Boh, non avrei problemi a sedermi a nessuna tavola. Io sono andato all'epoca del referendum sull'autonomia, sono andato a fare una serata in un circolo del PD per promuovere il referendum sull'autonomia. È finito che hanno iniziato a litigare tra gente del PD mentre io sono stato via tranquillo, quindi sinceramente non ho nessun problema a partecipare a queste postasciute. Sinceramente mi sembra un po' così stucchevole che dopo 80 anni si parla ancora di fascisti in giro, perché io sinceramente non ne vedo tanti. Poi se li vedete ditemi dove sono, perché non riesco a trovarli. Beh, insomma, qualche inchiesta c'è, insomma, qualche arresto c'è anche stato, e in Veneto, Sì, devo dire. Sì, ma allora, se vogliamo vedere i comportamenti fascisti, io andrei a vedere quello che è successo con i centri sociali, ad esempio a Vicenza, quando c'è stata la fiera dell'oro, che volevano impedire agli israeliani di portare avanti il loro stand, hanno usato manganelli, hanno bastonato, lanciato petardi contro le forze dell'ordine. Allora, quelli sono comportamenti fascisti e ne vediamo tanti di questo tipo. Allora, non è che secondo me i fascisti siano solo da una parte, ci sono fascisti anche che magari si mettono le bandiere rosse. Allora combattiamo tutti i tipi di fascismo e di violenza politica, e allora su quello siamo assolutamente d'accordo. Se invece vogliamo ogni volta ricordare fantasmi che non esistono più, secondo me non merita odio social, perché niente merita odio social, però io sinceramente tutti i fascisti in giro, ripeto, non li vedo. Chiarissimo. Villanova, la ringrazio, la congedo, siamo riusciti insomma un po' a dire tutte le cose che a noi interessavano, so che lei ha degli impegni, quindi grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci Alberto, arrivederci. Claudio Borgia, sono da lei, la pastasciutta antifascista, questo odio social. Sono fascisti quelli che hanno espresso questi commenti, secondo lei? No, credo che siano cretini più che fascisti, cioè chiunque insulti l'avversario oppure il collega, il compagno, insomma, credo che non sia mai positivo e non sia mai democratico insultare con quei toni chi hai di fronte, sia esso un avversario politico o, come dicevo appunto prima, un amico, un compagno, un collega, un vicino di casa. Io credo che bisogna sempre tenere dei toni, ma lo faccio nella vita di tutti i giorni, dei toni sempre pacati e insomma mai oltre le righe. È ovvio che appunto si sentono tutti leoni da tastiera e quindi dall'altra parte del computer sono tutti bravi a scrivere insulti. Questo è capitato purtroppo questa volta a Stefano, che insomma è un amico, anche se ovviamente la pensiamo in modo diverso, siamo distanti e abbiamo una visione del mondo differente, siamo di due partiti diversi, ma questo, come dire, non c'entra nulla. Gli ho espresso la mia più grande e più sincera solidarietà. È successo a lui, ma in passato è successo anche ad altri e al sottoscritto. Insomma, purtroppo questi casi succedono e sono all'ordine del giorno, perché da quando i social sono entrati insomma nella nostra società, tutti si sentono legittimati ad offendere gli altri. Non credo che sia un atteggiamento democratico, credo sia un atteggiamento violento e immagino insomma che Stefano poi prenderà le misure del caso, ecco, cercherà di anche, come dire, andare a fondo rispetto a questa storia. Borgia, grazie per essere stato con noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, grazie per
per il passaggio, insomma anche per aver fatto un po' luce su i dettami un po' dell'alleanza del centrodestra. Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, grazie, grazie ancora. Noi andiamo in pubblicità, pochi secondi, e poi con Riccardo Mastronicola il campo della protezione civile e la nuova allerta meteo che ci attende per venerdì. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Come anticipato siamo con Riccardo Mastronicola, che saluto e ringrazio, coordinatore della Protezione Civile di Treviso. Buongiorno. Protezione Civile che stiamo vedendo davvero al lavoro in questi giorni, no? Di insomma, questo tempo un po' ballerino, ma poi tra poco ne parleremo. Però vorrei partire da una iniziativa meravigliosa che è il campo scuola che voi organizzate a partire da diciamo metà agosto, poco dopo Ferragosto. Vi facciamo anche vedere la locandina che qui la potete trovare sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Treviso. Riccardo, che cos'è questo? Che cosa può dare un campo scuola ai ragazzi? Ma intanto quest'anno dobbiamo ringraziare i colleghi di Conigliano, della Cavalleria delle Lettere, che si sono messi a disposizione, perché questa è un'iniziativa del Dipartimento di Protezione Civile, perciò possono aderire le associazioni nazionali. E diciamo, il Cavalleria delle Lettere, facendo parte del coordinamento provinciale, si è messa a disposizione perché tutti i gruppi e le associazioni della provincia di Treviso di Protezione Civile potessero organizzare questo campo scuola in supporto col presidente Stefano Marcon. Ecco, noi avremo dal 18 di agosto al 24 di agosto saremo a Pecolle di Val di Zoldo, in una casa che ci ospita, e faremo questo campo scuola per i giovani con un'età compresa dai 13 ai 17 anni. Quali sono le attività che proporrete ai ragazzi? Saranno attività di protezione civile. È normale, un campo scuola di protezione civile non può essere che fare e diciamo iniziare a far capire ai giovani che cosa vuol dire essere un volontario di protezione civile e che cosa fa la protezione civile. Saranno svariate, sono 6 giorni, ma saranno 6 giorni intensi. Stiamo rimando diciamo, il programma perché non riusciamo più a fare entrare attività perché continuano a venirne fuori, però ecco, sicuramente saranno 6 giorni molto intensi dove i ragazzi si divertiranno. Una cosa volevo sicuramente sottolineare, i ragazzi saranno liberi, non è che siamo in caserma o che cosa, però la novità è quella che i ragazzi il cellulare non potranno utilizzarlo. I ragazzi utilizzeranno il cellulare solo la sera, perché è un momento di apprendimento, devono apprendere cos'è la protezione civile e il cellulare lo usano giustamente per colloquiare con i propri genitori, con i propri cari, ma solo alla sera. Perciò chi vorrà partecipare, spero in tanti, ecco, sappiate che i ragazzi durante il giorno non potete contattare noi, avrete i nostri numeri di riferimento, il mio e di un altro collega che siamo i referenti, i responsabili di questo campo scuola, ma assolutamente i ragazzi bisogna lasciare in pace. È una scelta interessante, possiamo dire coraggiosa di questi tempi? Sì, coraggiosa perché noi vogliamo che i ragazzi, come ho detto prima, apprendano la protezione civile, perché se dobbiamo portarli a Pecolle Val di Zoldo, che non è proprio dietro l'angolo, a giocare col cellulare, perché loro più quello che fanno, guardare TikTok o guardare Facebook, forse è meglio che allora non vengano, perché là c'è da fare, c'è da montare tende, c'è da fare da mangiare la faranno i cuochi, ma però gli insegniamo a cosa vuol dire fare il volontario, perché ci sono i volontari che fanno da mangiare, i volontari che devono sparecchiare, devono apparecchiare, insomma. Sono tutte quelle attività che noi facciamo come semplici volontari e che vogliamo insegnarli a loro. Davvero deve essere un'occasione di arricchimento, no? Per questi ragazzi, per imparare la vita, ma imparare anche a lavorare insieme, no? È uno dei grandi come dire, fiore all'occhiello della protezione civile, la capacità di essere una squadra. Sì, infatti questo sarà, noi avremo anche il supporto di SIPEM, che sono i psicologi per emergenza, che ci aiuteranno, o meglio, aiuteranno soprattutto, perché noi ci aiutano quando facciamo i corsi, ma aiuteranno soprattutto i ragazzi a unirsi, a fare unione, a fare squadra, perché noi siamo una grande squadra. Abbiamo le varie divise, abbiamo i vari gruppi, ci chiamiamo in 100 modi diversi, ma la cosa che ci accomuna è fare squadra. Allora, senta, intanto, come si fa ad iscriversi? Cioè tutte le informazioni, giusto anche per dare a chi ci sta guardando gli strumenti per poter far partecipare i propri ragazzi? Sì, è semplicissimo, basta andare sulla pagina Facebook, in questo caso del mio gruppo, che è Protezione Civile Treviso, si scorre, ci sono tutte le informazioni, c'è la locandina, c'è la domanda di iscrizione,
c'è tranquillamente anche, per il momento ci si può anche solo iscrivere, cioè dare solo unicamente il nominativo del ragazzo che vorrebbe partecipare, dopodiché noi alla data dell'8 di agosto noi tiriamo la riga e tiriamo giù tutti i nominativi. Verranno ricontattati perché comunque dovremo dire alle famiglie che cosa i ragazzi dovranno portare via, cosa si devono portare via e poi ci sarà da dare su un conto corrente appunto dei colleghi di Cavalieri delle Lettere una quota simbolica, perché una cosa anche molto importante è che a questi ragazzi, soprattutto alle famiglie, non vogliamo essere un peso, però c'è una quota simbolica che deve essere versata. Tutto il resto ci è stato dato, ci verrà corrisposto dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma e da alcuni sponsor che stiamo cercando, che comunque ci sono già anche alcuni già resi disponibili a supportare questa grande prova che noi facciamo dopo tanti anni, un po' di anni che non la facevamo. Quindi è un ritorno. È un ritorno per il futuro. Noi siamo anche qui apposta per lanciare questo sasso, perché è davvero un'occasione importante per i nostri ragazzi. Riccardo, noi lo vediamo che sono davvero spesso fanno anche fatica ad annoiarsi, fanno un sacco di attività, hanno sempre questo cellulare in mano. Il fatto di poter imparare a vivere, giocare di squadra, fare delle cose per il proprio territorio e farlo in mezzo alla natura, penso che sia davvero un'occasione incredibile. E poi conoscere il lavoro della protezione civile. Noi vi abbiamo visto l'ultima, il maltempo che si è abbattuto sulla Marca Trevigiana. Domenica sera c'è una nuova allerta meteo, venerdì siete pronti? Cioè anche qui sì, ci sono le allerte, ma non si sa mai dove colpisce e quali sono i posti, i punti in cui andare a lavorare. Come vi state preparando per venerdì? Ma noi siamo già pronti, come tutti, noi abbiamo i nostri mezzi, le nostre attrezzature già pronte in caso di emergenza. Diciamo che è ancora un attimino presto, ci devono ancora dare delle delucidazioni tramite CFD, capire un attimino che cosa dobbiamo aspettarci per venerdì. Se è diciamo il classico fortunale come quello che si è battuto l'altra sera, sicuramente bisogna prepararsi con molto seghe e soprattutto tanti uomini, perché gli alberi l'altra sera l'hanno fatta la padrona. Ecco, io cosa che posso invitare, dato che l'altra notte sono stato fuori fino alle 3 di notte, come tanti colleghi, tanti gruppi, associazioni, soprattutto di una zona abbastanza vasta della nostra provincia, è quella che però ho visto e ho anche sentito, e noi dobbiamo storicamente ringraziare anche i volontari non di protezione civile che si sono messi all'opera per tagliare anche alberi e per ripristinare un attimino la viabilità. Però dobbiamo fare attenzione, io ripeto, perché l'altra sera su Treviso ho visto qualche cosa che non andava e ho intimato a delle persone di allontanarsi, perché attenzione, gli alberi sono per terra. Ok, però gli alberi sono molto pericolosi perché si possono girare. Se si girano o fanno l'elastico, ammazzano una persona. Perciò eventualmente mettetevi là, segnalate il pericolo, anche soprattutto di notte, e segnalateli magari con una torcia, con qualche cosa che vi si renda visibile. Però prima di operare, credetemi, aspettate che arriviamo, o noi vigili del fuoco. Lei ha visto persone che provavano a far da sé? Certo, assolutamente sì, e sono encomiabili. Grazie, veramente, come sempre, i soliti angeli del fango, come si chiamavano una volta, ma ancora adesso siamo, e questo è il nome dell'aperitivo che ci viene dato a noi e anche ai volontari, diciamo, non professionisti come possiamo essere noi, o i veri professionisti che sono i vigili del fuoco. Mi raccomando, autotutela, non rischiate, perché poi se vi fate male dobbiamo soccorrervi prima voi e poi andare a tagliare l'albero. Quali sono gli ostacoli che trovate, diciamo, oltre appunto al comportamento umano, no? Gli ostacoli che si trovano nel territorio? Prima si parlava di alberi non potati, comuni che avevano chiesto ai privati di farlo, cioè quali sono gli ostacoli che trovate e che in qualche modo fanno capire che al di là dell'evento atmosferico grave ci sono anche degli errori che possono essere evitati? Ma diciamo che a livello amministrativo un po' tutti i comuni hanno il loro agronomo, fanno, diciamo, le loro ricerche, le loro statistiche anche ambientali e se devono abbattere, ahimè, bisogna abbatterlo, è vero, sì, dispiace.
però se purtroppo l'albero è malato non si può fare più niente ormai, anche perché è un rischio, è un pericolo anche per l'incolumità delle persone. Quello che invece le amministrazioni non possono fare assolutamente è, come diceva lei, è il privato. Il privato che ha delle belle ville, per amor di Dio, con bellissimi alberi, e anche loro dovrebbero, se hanno alberi di una certa altezza, di un certo spessore, di un certo diametro di fusto, dovrebbero chiamarsi un agronomo o diciamo un giardiniere o qualcuno che certifichi che l'albero è ancora sano. Se l'albero non è sano bisogna abbatterlo, perché anche l'altra sera su 15-16 interventi che abbiamo fatto, una decina erano di privati che erano caduti in asse stradale, perciò non è tanto alberi dell'amministrazione, perché deve sapere che tutti gli alberi hanno un nome e cognome, sono tutti catalogati, perciò se sono alberi del comune o diciamo dell'ente Parco del Sile, che in questo caso è nel nostro territorio, noi sappiamo di chi è l'albero, ma spesso dobbiamo andare a intervenire su alberi che cadono dalla parte privata verso la parte pubblica. Senta, a proposito di alberi, lei resti con me perché ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani. Oggi hanno riaperto i serrai di Sottoguda, no? Il simbolo della tempesta Vaia. Mi ricorda qualche cosa. Io lo so, infatti sono contenta che lei sia qui, perché così vediamo insieme il contributo, lo vedrete anche voi nel nostro TG della sera, il primo passaggio con la riapertura dei serrai e le immagini di questo tappeto di alberi a terra davvero indelebile anche nella nostra memoria. Allora, linea alla nostra Tiziana Bolognani che era con l'assessore Giampaolo Bottacci. Va dentro. Sì, buongiorno a voi. La cerimonia con il taglio del nastro si è conclusa da poco ed è iniziata, come Stefano può farvi vedere, osservare, è iniziata la visita ai primi 200 metri dei serrai ricostruiti, di questa passerella a sbalzo che si incune all'interno del canyon totalmente distrutto durante la tempesta Vaia. Con me l'assessore alla protezione civile e all'ambiente della Regione del Veneto Giampaolo Bottacin, che diciamo essere il testimone non solo oculare ma anche nei fatti di quanto è stato fatto, e scusate il bisticcio di parole, di quanto è stato fatto proprio nelle ore immediatamente successive, ma anche prima, con le opere fatte prima, vero Assessore? Sì, voi siete stati testimoni durante le opere perché eravate presenti sul posto in maniera tempestiva e immediata come sempre. E no, ho detto prima che l'abitato di Sottoguda, tanto per fare un esempio, si è salvato grazie al fatto che a monte era stata costruita una grandissima briglia che è stata travolta dalla furia delle acque e del materiale, che è letteralmente esplosa, assorbendo l'energia che altrimenti si sarebbe scaricata nelle abitazioni, distruggendo tutto quello che trovava. Questo per dire che le opere di prevenzione erano già state fatte prima e hanno consentito di ridurre di molto l'impatto sugli esseri umani. La previsione è altrettanto, perché io avevo avuto contezza dalla nostra agenzia, l'ARPAV, che ci sarebbe stato del maltempo piuttosto preoccupante, e ho imposto di fatto al prefetto di Belluno di chiudere tutto, infatti fu chiuso tutto e questo ha ovviamente preservato la vita umana di moltissime persone. 13 milioni di euro l'intervento finanziato per sistemare i serrai di Sottoguda in comune di Rocca Pietore, che durante la tempesta Vaia fu certamente quello che subì i maggiori contraccolpi a livello del paesaggio ma anche delle opere. Ricordiamo, si è sempre parlato, l'ha detto anche lei poco fa, Assessore Bottacin, si è sempre parlato, perché l'impatto visivo quello era, degli alberi, degli schianti degli alberi, di boschi interi, eppure qui non c'era più l'acquedotto, non c'era più l'elettricità, la furia dell'acqua e del vento si portò via davvero tutto. È una rinascita, in questo lavoro fatto e commissionato da Veneto Acque, è una rinascita non solo di Rocca Pietore, ma diciamo è un segnale di rinascita per tutto il Veneto, che proprio durante i giorni di Vaia venne colpito dalla tempesta? Ma direi di sì, perché questo fosse il cantiere simbolo di Vaia,
ma vorrei ricordare che da allora abbiamo attivato 2.527 cantieri per oltre 1 miliardo di euro di opere di difesa. Circa 300 soltanto in provincia di Belluno, in comune di Rocca Pietre. Sì, in comune di Rocca Pietre, ma anche in provincia di Belluno, che è stata la provincia più colpita, perché non è stato solo l'Agordino colpito, è stato il Comelico, è stato il Cadore, insomma gran parte della provincia di Belluno. E sono opere che sono fondamentali per la salvaguardia della vita umana, che spesso non si vedono, come la famosa briglia a cui avevo fatto riferimento prima, ma che sono assolutamente fondamentali per salvaguardare vite umane. Ecco, quindi il simbolo della rinascita, perché quando è successo Vaia, subito tutti, a iniziare dai cittadini, si sono rimboccati le maniche. Ho ricordato prima che quando venne qui il ministro Di Maio si stupì del fatto che tutti stavano lavorando, e da noi c'erano tutti che si erano rimboccati le maniche. Poi è arrivata la macchina dei soccorsi, che ho avuto l'onore e soprattutto l'onere di coordinando l'unità di crisi regionale, e ringrazio tutti i soccorritori, ma anche i cittadini che si sono rimboccati le maniche, come sempre succede in Veneto, aiutati che il cielo ti aiuti, no? E quindi noi siamo abituati così, ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di darci da fare, poi se vengono i soccorsi meglio. Anche perché, come dire, è stato giustamente rivendicato durante la cerimonia inaugurale che qui la protezione civile regionale e locale, pensate che immediatamente dopo Vaia è stato ricostituito anche il gruppo di protezione civile di Rocca Pietre, ha fatto per davvero un grandissimo lavoro, e personalmente posso dirvi che oggi è una giornata che non può non essere di commozione, perché io ricordo perfettamente, assieme ai nostri operatori, l'ingresso che ci venne consentito esclusivamente fino a proprio il punto in cui siamo in questo momento. Oltre questo punto non si poteva andare, c'era evidentemente la devastazione, e la devastazione è stata un'immagine, è e resta un'immagine che difficilmente cancelleremo dai nostri occhi, dalla nostra memoria. Con questo io vi restituisco la linea allo studio e naturalmente tutti i particolari di questa bellissima giornata per la provincia di Belluno, per Rocca Pietre e anche per la regione del Veneto questa sera all'interno dei nostri telegiornali. A voi. Grazie alla nostra Tiziana Bolognani, 18:30 Veneto, 19:30 Treviso. Sicuramente vi faremo vedere la passeggiata, la camminata, no? Questi primi 200 metri che adesso si possono tornare a percorrere. L'ultimo passaggio allora lo vorrei fare con lei, Riccardo Mastronicola, che insomma m'ha proprio raccontato che il giorno dopo Vaia lei era lì. Che cosa significa ripartire, ricostruire in un territorio così ferito? E significa rimettere a posto un qualche cosa che la natura si è ripresa, e il problema è questo, che la natura riprende ciò che è suo. Cioè ci tenta, ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo essere bravi a parare i colpi e sempre stare molto molto attenti, assolutamente. Costruire rispettandola questa natura. E costruire rispettando la natura, assolutamente sì, perché la natura è il mondo. È ciò che riprende ciò che qualcuno gli porta via, non si può dire di no. Là, sono boschi, sono piante, è il loro territorio, siamo noi che dobbiamo rispettare ed entrare in casa loro e dire permesso. Grazie Riccardo Mastronicola, coordinatore della Protezione Civile di Treviso. Vi ricordo il campo scuola, andate sulla pagina Facebook per trovare tutte le informazioni se volete aderire a questa bella iniziativa. Noi ci fermiamo, vi ricordo 18:30 al telegiornale del Veneto, poi a seguire tutti gli altri notiziari di Antenna 3. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.